Buonasera e bentornati con le informazioni di Telefriuli. In apertura il tragico fatto di cronaca avvenuto questa mattina sul raccordo autostradale all'altezza di Duino. Un'auto contromano ha centrato in pieno un altro veicolo che è andato a fuoco, causando così la morte di una donna. L'uomo che ha provocato poi l'incidente ha cercato di fuggire a piedi in pieno stato confusionale. È un fatto purtroppo che ricorda quello che è avvenuto non meno di una settimana fa in A28, quando un imprenditore bulgaro in quel caso aveva centrato un'auto con 2 ragazze a bordo, uccidendole e poi cercando di scappare oltre la recinzione. Sentiamo il primo servizio della giornata. Un proiettile lanciato a 170 km/h contromano, poi il terribile impatto con una donna morta all'interno della sua auto in fiamme. Un uomo di 49 anni di Capodistria ieri mattina intorno alle 8:40 ha imboccato il raccordo autostradale di Trieste contromano, procedendo a forte velocità verso Venezia. Secondo quanto trapela sarebbe entrato dallo svincolo di Fernetti. Ha percorso quindi un lungo tratto di strada a velocità sostenuta fino all'altezza dell'autogrill di Duino, in prossimità di una curva, dove si è scontrato contro un'altra auto guidata da una donna rumena di 57 anni che stava procedendo verso Trieste. Per la donna, residente in provincia di Treviso, non c'è stato scampo, è morta all'interno della macchina che si è incendiata. Lo sloveno ha invece vagato a piedi poi per l'autostrada ed è stato intercettato dalle polizie a 2 chilometri dal luogo del terribile incidente. Ha dato in escandescenze, aggredendo anche il personale sanitario, ed è stato portato all'ospedale di Cattinara. Da quanto trapela, l'alcol test e il tossicologico avrebbero dato esito negativo. L'autostrada da Monfalcone a Sistiana è rimasta chiusa fino alle 13:30. Sul posto il 118 con di soccorso, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e la Polstrada. Voltiamo pagina. La giunta Fedriga è quella che più di tutte dal 2008 ha investito in sanità, oltre 750 milioni di euro. Il governatore e il vice Riccardi hanno fatto il punto delle risorse che verranno usate a breve per valorizzare la sanità territoriale. Una distribuzione territoriale capillare in tutta la regione e mai così tante risorse, più di 750 milioni di euro per la sanità. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, da remoto causa Covid, e il vice Riccardo Riccardi hanno voluto fare il punto sugli investimenti voluti dalla regione. Mai così tanti, ha spiegato Fedriga. In questo ha il suo peso anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il cui accesso ai fondi c'è stata una trattativa condotta con il governo che porterà al Friuli Venezia Giulia 118,3 milioni di euro. Saranno valorizzati in particolare gli ospedali Spoke come Palmanova e poi la sanità territoriale. 222 milioni di euro a beneficio della sanità territoriale. Questo significa interventi di riqualificazione delle strutture che esistono, di realizzazione di nuove strutture e vedranno 52 case della comunità, 29 ospedali di comunità e 12 centrali operative territoriali. Questo con fondi dello Stato, ma con una quota consistente delle risorse direttamente del bilancio della Regione, che vale oltre 3 volte quello che è stato investito negli anni della precedente legislatura. Dal 2008 e quindi nelle ultime 3 legislature, hanno poi spiegato Riccardi Fedriga, la sanità ha avuto uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro, di cui 393 milioni con la giunta Tondo, 211 milioni con quella Serracchiani e poi, come detto, 750 milioni con quella Fedriga. E intanto continua a far discutere la fuga degli infermieri dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Sul caso, di cui abbiamo parlato anche ieri nel corso del nostro telegiornale, è intervenuta la consigliera regionale dei cittadini Simona Liguori. Gli operatori della sanità, spiega Liguori, sono allo stremo delle forze, a dirlo sono i numeri a dir poco preoccupanti. La situazione è davvero critica, dice, alle dimissioni volontarie registrate in queste ultime settimane si aggiungono i pensionamenti. Di questo passo il sistema presto non sarà più in grado di rispondere alle esigenze, non resterà che ricorso all'esternalizzazione delle cooperative con la difficoltà a loro volta di trovare poi il personale. E ora vediamo la pagina dedicata all'emergenza sanitaria. Sono 2.829 i nuovi contagi, 12 le persone decedute, di cui 9 della provincia di Udine, 26.925 i tamponi complessivamente processati, con una percentuale di positività che ha raggiunto il 10%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 39, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 470. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita resta quella 40-49 anni con il 17,25%.
E oltre 1255 persone hanno deciso di aderire al secondo Open Day consecutivo con le vaccinazioni a Trieste senza prenotazione che proseguiranno anche domani al Molo Quarto. Dopo il boom della scorsa settimana, l'Open Day di Asuggi di questo weekend fa registrare numeri importanti ma non paragonabili. Nella giornata odierna nell'hub vaccinale del Molo Quarto non ci sono state le code della settimana scorsa e le persone che si sono presentate erano là, soprattutto per la prima e la terza dose. Per la seconda di solito c'è un appuntamento fissato. Le possiamo dividere in due categorie fondamentalmente. Ci sono quelli che avevano paura. Molte avevano paura e molte hanno avuto delle informazioni discordanti, per cui non si sono fidati. E molti altri, in realtà, però credo sia la minoranza della mia esperienza, vengono perché sono stati obbligati dal Green Pass. La scorsa settimana erano state inoculate 1600 dosi, mediamente in una giornata normale ne vengono fatte 1 migliaio, come questa mattina. Domani sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione, sempre al Molo Quarto dalle 14 alle 19 e all'Entefiera di Gorizia dalle 8 alle 13. Il consigliere comunale Ugo Rossi, dopo l'arresto di ieri, ha denunciato violenze da parte delle forze dell'ordine che, a loro volta, smentiscono categoricamente e non escludono un'ulteriore denuncia. Facciamo il punto in questo servizio. Falsità assolute. La polizia locale di Trieste smentisce categoricamente le accuse di possibili violenze denunciate sui social da Ugo Rossi. Il consigliere comunale del Movimento 3V era stato arrestato ieri mattina al Ricreatorio Toti, dove era entrato senza Green Pass per partecipare alla riunione di una commissione comunale. Entrando aveva anche colpito l'assessore Nicole Matteoni, che ha già presentato denuncia. Rossi era poi stato rincorso dai vigili che alla fine lo avevano immobilizzato a terra e arrestato con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale. Il consigliere in serata aveva fatto un video denunciando un ulteriore pestaggio in caserma e un atteggiamento non consono dei medici intervenuti. Da parte della polizia locale la ricostruzione viene definita completamente falsa e si sta valutando se procedere con una ulteriore denuncia. E ora la pagina dell'economia. Il blocco della cessione del credito nelle ristrutturazioni e nel super bonus rischia di creare non pochi problemi alle 13.000 imprese della regione, un effetto boomerang che è valutato sui 35 milioni di euro, tale il giro d'affari che rischia di andare in fumo. Da qui l'allarme lanciato da Confartigianato, che ha scritto anche al governatore Fedriga e al prefetto di Trieste. Sentiamo. Un danno da 35 milioni di euro solo in Friuli Venezia Giulia è la stima di Confartigianato per il blocco della cessione del credito. Il super bonus 110% che nel 2021 aveva creato le basi della ripresa nell'edilizia ora rischia di trasformarsi in un boomerang. Così, dinanzi all'allarme, il presidente Graziano Tilatti in queste ore ha firmato una lettera inviata al presidente della regione Massimiliano Fedriga e al commissario di governo Nunziato Varde affinché anche le istituzioni si adoperino al fianco delle categorie per superare una condizione che sta mettendo in crisi il comparto edile e anche le famiglie. Io credo che il governo debba ragionare un momento e ripristinare lo status precedente per consentire a quelli che hanno in corso di poter onorare i loro impegni. Poi su questa misura sedersi a tavolino, fare un percorso pluriennale. L'impatto fortemente negativo rischia di creare non pochi problemi alle oltre 13.000 imprese del settore delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia, di cui quasi 11.000 artigiane, in cui operano 35.000 addetti. Crediamo che il governo con questa misura voglia dire fine a questa misura, che è una misura intelligente che andava nella direzione anche richiestaci dall'Europa di rigenerare tutto il nostro patrimonio edilizio, in particolare quello residenziale. Una tempesta perfetta per le piccole imprese già colpite dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dal difficile approvvigionamento delle stesse. Andiamo alla destra a tagliamento, 4 sforamenti in poco meno di 2 mesi ed è già allarme smog a Pordenone. 4 sforamenti in meno di 2 mesi. Pordenone e la sua ex provincia continuano ad essere soffocate dallo smog, una situazione preoccupante che non lascia tranquilli né gli amministratori comunali né i cittadini. Ad incidere sono la vicinanza con il Veneto, ma anche la presenza di caldaie spesso troppo vecchie e l'aumento dei volumi di traffico. Dipende sicuramente da noi, dal riscaldamento, dal traffico dei veicoli, però sappiamo che noi purtroppo intercettiamo le polveri dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia Romagna stessa.
per cui il problema è soprattutto da quella parte. Infatti, se vediamo, cominciano sempre i comuni dell'area al confine col Veneto ad essere interessati dagli aumenti delle polveri. È sicuramente un problema pesante e il piano aria è un passo, adesso bisogna pensare sicuramente ad altri interventi. Sicuramente l'efficientamento energetico degli edifici darà sicuramente dei risultati, perché uno dei problemi maggiori è dovuto sicuramente al discorso delle caldaie. Se l'efficientamento energetico darà sicuramente dei risultati importanti, in futuro sono previsti nuovi alberi e aree verdi, così da mitigare, almeno si spera, l'ambiente. Vanno bene gli alberi, va bene prevedere aree verdi, come in più occasioni ho detto, aree verdi che non sono solo filari o situazioni puntuali, ma che devono essere pianificate con i comuni circostanti. Voltiamo pagina con l'assegnazione del premio speciale della testata Il Friuli. Si è concluso il concorso per le scuole Un Natale di Emozione organizzato dal Comitato Regionale delle Pro Loco. Sentiamo. La scuola dell'infanzia di Ragogna si è aggiudicata il premio speciale Il Friuli nel concorso per le scuole Un Natale di Emozioni organizzato dal Comitato Regionale delle Pro Loco, grazie a 15.949 presenze espresse sia con i coupon sia con il voto online. Ragogna è giunta prima, precedendo di un soffio un'altra scuola materna, quella di Vissandone di Basigliano. Originale la tecnica utilizzata per il presepe vincitore, allestito con frutta, verdura e altri cibi, in quanto è stato inserito in un percorso annuale di educazione all'alimentazione. Hanno partecipato una quarantina fra scuole primarie e dell'infanzia. Con questa premiazione si conclude il progetto di Natale, che quest'anno ha visto diverse iniziative organizzate dal Comitato regionale. Prima di tutto le scuole, noi ci teniamo moltissimo, sono oltre 10 anni che portiamo avanti questo progetto, che non è solo un progetto limitato al Natale, perché abbiamo visto che le scuole investono molto su questi progetti. Seconda cosa, la mostra a Udine, la mostra dei presepi, che quest'anno ha avuto 6.000 presenze. Abbiamo traslocato da Villa Manin alla chiesa di Sant'Antonio Abate in piazza Patriarcato, e questa è stata veramente un successo nonostante la pandemia, nonostante il tempo inclemente. E poi il Giro Presepi, anche qui molte località in tutto il Friuli hanno realizzato queste iniziative per continuare nella tradizione e riscoprire i valori che il Natale ci porta. Torna in campo domani l'Udinese contro il Torino. Parla mister Cioffi, che dice: la squadra in crescita non è al top, pensiamo alla salvezza. La squadra è cresciuta molto, non siamo al massimo, ma ho grande fiducia. Io, siamo una realtà che ha la possibilità di crescere con il lavoro, e sono con il lavoro, quindi l'essere concentrato sul qui e ora, su oggi, avere la testa su cosa accade oggi in allenamento, in partita, è una priorità. Non ci possiamo permettere lussi di guardare al di là del nostro naso, proprio perché la nostra priorità, il primo obiettivo è la salvezza, e quindi per forza si raggiunge una partita alla volta, un allenamento alla volta. Torino è molto di più, perché è una delle squadre che a mio avviso copre meglio il campo, che dà tante soluzioni come linee di passaggio, quindi è un avversario ostico. Chiudiamo con la grande delusione per Lisa Vittozzi nella gara inaugurale delle Olimpiadi invernali a Pechino. La Sapadina ha colto il 9° posto nella staffetta mista. Nonostante l'eccellente partenza della corregionale, l'Italia ha sciupato tutto nell'ultima frazione insidiosa, oltretutto per il vento molto forte, che ha disturbato e penalizzato l'ultimo azzurro in gara, ovvero Lukas Hofer. Questa era anche l'ultima notizia. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata. Arrivederci.